Padova. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione di Telechiara. Prima di leggervi le notizie principali della giornata vi presento l'ospite che ci farà compagnia oggi, Elsa Marchiori, autrice del libro Anna e Armanda. Grazie di essere con noi. Intanto le chiedo subito il perché di questo titolo. So che ha un significato molto particolare. Un significato particolare nel senso che Anna è una donna che poi diventa Armanda nel momento in cui prende i voti. Prima del concilio chi si dedicava alla vocazione doveva cambiare il nome e tutto il libro si snoda nel racconto di questa dicotomia tra l'essere Anna, la vera persona che nasce col suo nome, e poi invece l'assunzione di un altro nome che l'accompagnerà fino alla fine. Perfetto, le faremo raccontare anche che cosa troviamo all'interno di questo libro. Prima una serie di notizie, la apriamo subito con questa importante operazione seguita tra l'altro dalla collega Cristina Pagnin, con cui ci metteremo in collegamento telefonico tra pochissimo. Operazione in tutta Italia contro la pedopornografia online, con decine di perquisizioni e sequestri in tutta Italia e un arresto. Il compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni Veneto di Venezia ha effettuato infatti 40 perquisizioni in tutta Italia a carico di altrettanti indagati, in molti casi insospettabili personaggi sposati e con figli. Sequestrato una grande quantità di strumenti informatici, arrestato in flagranza di reato un operaio 29enne residente nella provincia di Cremona. Nel corso dell'operazione sono stati anche oscurati 59 siti dove era possibile procurarsi a pagamento immagini e video pedopornografici. Ma colleghiamoci appunto, come vi avevo anticipato, al telefono con la collega Cristina Pagnin, che ha seguito i dettagli della conferenza stampa e naturalmente dell'operazione. Ciao Cristina. Sì, buongiorno Michela, buongiorno a tutti. Veramente una conferenza stampa in cui sono emersi particolari terribili, perché come dicevi tu giustamente si tratta di un'operazione contro la pedopornografia. Sono stati oscurati 59 veri e propri negozi online dove si potevano acquistare tramite la registrazione e tramite poi il pagamento con la carta di credito o con carte prepagate materiali e video di filmini che ritraevano violenze su minori, su bambini e bambine anche piccoli. 40 gli indagati sparsi veramente in mezza Italia, ce ne sono molti anche in Veneto, soltanto le province di Padova e Belluno non sono state toccate appunto dalle indagini, e le persone indagate sono persone comunque normali, persone al di sopra di ogni sospetto. Si tratta per esempio di commercianti, c'è un commerciante 50enne veneziano, c'è il titolare di una ditta di verniciatura trevigiano, c'è per esempio un musicista rodigino di 35 anni oppure uno studente universitario di Vicenza fuori corso, insomma persone che appunto scaricavano sul proprio PC, compravano questo tipo di materiale. Ricordiamo che è assolutamente illegale anche possedere questo materiale. C'è stato un arresto, un operaio di Cremona, un operaio di 29 anni è stato arrestato perché è stato trovato in flagranza di reato proprio mentre acquistava e scaricava. C'è da dire, Michela, che il lavoro della Polizia Postale del Veneto è stato un lavoro anche molto difficile, perché i poliziotti sono in costante contatto, appunto sono immersi nella rete e studiano appunto il modo per trovare poi maniera di incastrare queste persone. Il difficile è risalire ai gestori dei siti. Gli indagati sono soltanto gli acquirenti, ancora non si sa dove si trovino i centri di produzione dei filmati, si sa che probabilmente non sono in Italia, quindi appartengono a zone come l'Est Europa e altre aree geografiche. Adesso si spera con la cooperazione internazionale di riuscire appunto a risalire sia ai gestori e sia ai centri di produzione. Perfetto Cristina, noi ti ringraziamo. Naturalmente altri particolari nel notiziario di questa sera, intanto buon lavoro, e purtroppo queste sono notizie che vorremmo non dare nel nostro notiziario, eppure ci sono anche queste. Continuiamo con la cronaca. Un chirurgo plastico che operava su scala nazionale dichiarando redditi annui di circa 20.000 euro è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Vicenza con l'accusa di aver occultato al fisco negli ultimi 5 anni compensi per oltre 5 milioni di euro. Tra i pazienti anche personaggi del mondo dello spettacolo. Le notorietà dello specialista della bellezza hanno spiegato le fiamme gialle, spaziava dai settimanali nazionali ai forum su internet. L'uomo operava anche in strutture private a Milano, Roma, Bari, Padova e altre città. I militari hanno riscontrato un elevato numero di pazienti rivoltosi negli ultimi anni allo specialista per interventi di chirurgia estetica.
E la Guardia di Finanza del Veneto nei primi 6 mesi del 2009 ha effettuato oltre 3.500 interventi ispettivi che hanno portato al recupero di redditi sottratti all'imposizione diretta per 2 miliardi di euro, più 40% rispetto allo stesso periodo del 2008, e alla scoperta di IVA evasa per circa 370 milioni di euro, più 23% sempre rispetto al 2008. La lotta all'evasione costituisce infatti anche per il 2009 il primo obiettivo strategico della Guardia di Finanza. L'impegno nella lotta al sommerso d'azienda ha portato all'individuazione di 351 tra evasori totali e paratotali, un più 10%. Quanto al contrasto del sommerso da lavoro, sono stati individuati circa 1.000 lavoratori irregolari e 700 lavoratori in nero, in prevalenza di origine extracomunitaria. Il Veneto è la prima regione in Italia a dotarsi di una commissione conciliativa per risolvere in via extragiudiziale il contenzioso in sanità, cioè le migliaia di cause con richiesta di risarcimenti che annualmente pazienti intentano contro medici e strutture sanitarie per eventuali errori, inadempienze o episodi di malasanità. Il Consiglio regionale del Veneto infatti ha approvato a larghissima maggioranza la legge. La commissione sarà composta da un magistrato a riposo, un medico legale, un avvocato con esperienza almeno decennale in materia. La commissione avrà il compito di comporre le controversie per danni da responsabilità civile causati da diagnosi e terapie errate, ritardo, difetto di informazione e di prestazioni. Potrà valersi anche di consulenti e periti tecnici e si avvarrà di sezioni territoriali nella fase istruttoria. Dovrà raggiungere un accordo tra le parti in tempi celeri, al massimo 180 giorni, evitando così o almeno riducendo il ricorso alla magistratura. E andiamo agli incidenti stradali. Un uomo è stato trovato ucciso da un camion lungo la strada statale 47 Valsugana. L'uomo, di circa 45 anni, ma del quale non è stata ancora possibile accertare l'identità, era in sella alla sua bici e pedalava in direzione del Trentino quando è stato travolto dal mezzo pesante che trasportava latte per un vicino caseificio e che viaggiava nella stessa direzione. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Bassano, che è al lavoro per identificare il ciclista morto sul colpo, che era privo di documenti. È interrotta per lavori di manutenzione straordinaria la circolazione ferroviaria lungo la linea Trento-Bassano, istituiti da Trenitalia servizi sostitutivi su strada. L'interruzione si è resa necessaria questa mattina quando, durante una normale ispezione della linea, i tecnici hanno rilevato un'anomalia nella massicciata della Galleria San Rocco tra San Bartolomeo e Villazzano. Sono al momento in corso ulteriori accertamenti tecnici per valutare gli interventi necessari a ripristinare la piena efficienza dell'infrastruttura e stabilire i tempi di riattivazione. I treni regionali Trento-Borgo Valsugana Est e viceversa sono cancellati e sostituiti con autobus. I treni regionali Trento-Bassano, Venezia-Padova e viceversa hanno origine e destinazione Pergine-Valsugana e sono sostituiti con autobus tra Trento e Pergine-Valsugana. Alcuni incendi di sterpaglie, forse provocati dal caldo, hanno danneggiato i cavi di alcuni comandi lungo la linea ferroviaria Trieste-Venezia tra le stazioni di Latisana e Porto Gruaro. A causa di ciò sono saltati i comandi automatici di passaggio a livello, costringendo i convogli a rallentare e a fermarsi numerose volte per ripermettere al personale di controllare i passaggi a livello rimasti aperti. I treni così hanno subito ritardi che hanno superato anche l'ora. E un incendio di grosse proporzioni ha distrutto oggi il deposito di una ditta di riciclaggio, l'Antonello SNC di Noale, poco fuori dal centro ma in prossimità di alcune abitazioni. Sul posto una quindicina di squadre dei vigili del fuoco. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incendio doloso. La polizia sul posto sta lavorando per ricercare con esattezza le cause dell'incendio. Le fiamme hanno divorato balle di cotone, di carta e cartone su una superficie di 2000 metri quadrati. Allertati anche l'ARPA e i tecnici del comune di Noale per verificare l'eventuale nocività delle esalazioni e dei fumi. Lo spegnimento è ancora in corso. E il ministro degli esteri Franco Frattini ha donato alle carceri di Trieste un cospicuo numero di pubblicazioni, molte delle quali in lingua straniera, che arricchiranno la già corposa biblioteca del carcere. Insieme ai testi in lingua straniera ve ne sono diversi in italiano, a dimostrazione di un'attenzione che tiene conto della realtà penitenziaria attuale, contrassegnata da una mescolanza di etnie, lingue, storie e provenienze. Autorità, Università e Camera di Commercio in piazza a Padova per una manifestazione per la democrazia e libertà in Iran organizzata dai sindacati di CGIL, CISL e UIL e dall'Unione per la democrazia in Iran. Numerosi i padovani che hanno partecipato al momento di dibattito scandito dalla musica. Valentina Visentino.
stati arrestati tantissimi ragazzi giovani in Iran che stanno in prigione, poi anzi non si sa dove sono, i genitori non riescono a trovare i loro figli. Ci sono voci in giro che tantissimo è stato ucciso, non si sa quanto preciso quante persone sono. Siamo molto preoccupati per questa situazione. Le parole di Mehdi sono le parole di un iraniano che ha provato sulla propria pelle le sofferenze delle carceri del suo paese. 10 anni fa, prima di arrivare a Padova, anche lui è stato in prigione e ha subito le torture dei Pashdaran. Poi è riuscito a fuggire, ma oggi teme per le sorti dei suoi parenti che sono in Iran e che non sente dei giorni delle rivolte scoppiate in seguito alle elezioni di Ahmadinejad. Ieri sera lui era in piazza a Padova per la manifestazione per la democrazia violata in Iran, un momento di dibattito e riflessione organizzato dalle segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL, dall'Unione per la democrazia in Iran e che è stata sottoscritta dal Comune di Padova, dalla provincia, dall'Università e dalla Camera di Commercio. Tutti in prima fila, le autorità si sono alternate sul palco per lanciare un messaggio di libertà e democrazia. L'Europa può fare molte cose, innanzitutto fare una sanzione politica, non economica, politica. In fondo è importante che il governo che sbaglia, il governo che massacra la gente venga anche che paghi. Secondo luogo chiediamo libertà immediata per i prigionieri politici e moratoria di pena di morte. In terzo luogo chiediamo ovviamente, per quanto riguarda un tribunale internazionale che condanni Ayatollah Ali Khamenei, capo del giureconsulto, in modo che sia ben chiaro quello che stiamo facendo. L'ultimo, non per importanza, invio di una commissione particolare specializzata in Iran per verificare la situazione dei prigionieri politici. Una libertà di pensiero ma anche di azione nel rispetto dei diritti dell'uomo per far crescere la conoscenza in tutti i campi, e questo è ciò che vogliamo ribadire anche oggi: rispetto dell'uomo ma democrazia e libertà per costruire una società migliore. La riflessione politica che ha puntato l'attenzione sui diritti umani negati in Iran e sulle violenti repressioni delle proteste scoppiate dopo i brogli elettorali è stata scandita da momenti di musica. In particolare ha suscitato emozione la melodia e la poesia di un compositore iraniano che ha suonato con uno strumento tradizionale una canzone dedicata a Neda, la ragazza iraniana uccisa barbaramente e diventata il simbolo delle proteste di Teheran. Chiudiamo questa parentesi legata alle notizie che abbiamo sentito non essere particolarmente allegra e parliamo con la nostra ospite Elsa Marchiori, autrice di Anna e Armanda. Approfitto anche per dire che i nostri notiziari delle 15 con la presenza degli ospiti vanno in onda anche, vanno registrati, vanno in onda anche su YouTube nel canale di Telechiara, quindi per chi volesse poi rivedere anche Elsa Marchiori, sentire qualcosa in più del suo libro, può rivederlo anche in internet. Quindi Anna e Armanda è la storia di una donna diventata da Anna ad Armanda quando ha preso i voti. Perché ha scritto questo libro? Da dove è partita? Quello di Anna e Armanda sono partita dal momento della sua morte, che è avvenuta a marzo per un tumore, e quindi la comunità chiedeva che rimanesse qualcosa della suora che per 40 anni ha vissuto nel nostro paese e ha allevato tanti bambini. Ecco, la comunità di Oriago di Mira. Ma fa parte questo piccolo volume di una serie di volumetti che parlano della vita di persone semplici del nostro paese. Questo è stato supportato anche dalla Banca del Veneziano e dall'amministrazione comunale, che vedono nella lettura di semplici vite la storia di tante storie, perché un mattone dietro l'altro viene a costituire quella che è la storia del nostro paese, Oriago e Mira. E appunto Anna e Armanda è una donna che diventa suora, ma che non si ferma dentro le quattro mura del convento, anzi al contrario vuole vivere la sua missione a contatto con gli altri, con i bambini e di conseguenza con i genitori dei bambini, per portare avanti il suo credo, che è un credo di speranza e di fiducia. Anche questi libri, una decina, vogliono essere un credo, una speranza negli uomini, e tutti trattano di temi particolari attualmente ancora esistenti, come l'immigrazione, come la salute, la politica, la guerra. In ogni capitolo di ogni libro
in ogni libro c'è un capitolo riguardante la guerra, perché tutti sono persone da 60-80 anni che hanno vissuto quel periodo storico particolare, e leggendo con semplici parole adatte anche ai piccoli si può vedere quanto anche le necessità portino a maturare l'ottimismo nel domani, nel futuro. Ecco, qual è la caratteristica di questa donna, di questa suora, che emerge soprattutto dalle pagine di questo libro? È una specie di disobbediente, va contro tutto e tutti, perché dice che è l'uomo che crea le regole e non le regole che creano l'uomo, e quindi coerente con questo suo principio continua a vivere come lei sente, come lei crede. Questo è importante. Dove si può trovare il libro? Lei ha detto appunto che parla della vostra comunità, ma immagino interessi anche moltissimo. Si può trovare nelle librerie da Morelli, nella Riviera, invece la libreria Riviera a Mira, e anche da qualche giornalaio, da qualcuno che ha accettato di fare promozione. Ecco, lei ha parlato di persone speciali nella normalità, ci sono anche degli altri libri in previsione sempre che riguardano persone speciali? Riguarda un'ostetrica che adesso... La figura dell'ostetrica esiste quasi più, però che dal Friuli è arrivata fino a Mira e ha continuato la sua vita nel nostro territorio facendo nascere tantissimi bambini. Oppure un altro è quello del maestro con la M maiuscola, nel senso che una volta il maestro, 40 anni fa, era il maestro, la figura importante come il medico. Quindi in questo viene trattata anche la differenza di scuola, dalla legge Gelmini ai programmi del 55, quindi tutta uno sviluppo particolare della struttura scolastica. E poi ancora invece certamente fra poco, spero fra un mese, uscirà quello di Ruggero Sbroggiò, che è stato sindaco per 2 mandati nel nostro comune e che è stato anche presidente di provincia a Venezia, quindi uno spaccato storico anche di come è cambiato negli ultimi anni un territorio che prima non aveva niente, nemmeno le fognature, nemmeno l'acqua in casa. Perfetto, direi una bella esperienza e soprattutto delle storie importanti di vita reale. Noi la ringraziamo, le facciamo in bocca al lupo per questo libro, ma anche per tutti gli altri a venire sulla storia del territorio di Mira, ma non solo, come abbiamo sentito. Noi con il notiziario ci fermiamo qui, ci ritroviamo alle 16:30. Grazie, arrivederci.